forze dell'ordine ogni mezz'ora. Residenti e commercianti di via Premuda, lato di via Piave a Mestre, sono sempre più esasperati, chiedono aiuto. Dopo l'episodio di molestia avvenuto sul treno la scorsa settimana, la Polfer del Veneto rassicura i passeggeri, soprattutto le donne. San Donà ha speronato un'auto con a bordo una donna incinta, il figlio di 5 anni identificato poco dopo si è giustificato: dovevo andare a prendere mia figlia a scuola che non stava bene. Lo sciopero all'aeroporto Marco Polo è stato rimandato per la situazione d'emergenza in Emilia-Romagna. La tensione però resta alta e i sindacati denunciano situazioni lavorative intollerabili. Completate le porte della Conca di Chioggia insieme a quella di Malamocco consentirà un regolare traffico commerciale verso i porti di Marghera e Chioggia. Disavventura per la ministra brasiliana alla cultura a Venezia per la Biennale dell'Architettura, è stata borseggiata a bordo di un vaporetto. Importante coltivare il futuro. Il ministro Sangiuliano ha inaugurato nel pomeriggio la Biennale di Architettura e il Padiglione Italia. Buonasera TG Venezia, partiamo da spaccio e degrado, siamo in una laterale di via Piave, un tema di cui continuiamo ad occuparci, la denuncia dei residenti chiamate ogni mezz'ora alle forze di polizia e chiedono aiuto. Siamo in via Premuda, una laterale di via Piave. I residenti e i commercianti sono esasperati. Siamo costretti a chiamare le forze dell'ordine ogni mezz'ora. Spaccio, risse, degrado e bivacchi. C'è chi ha paura di aprire il negozio, chi di uscire di casa. Sembra non ci sia soluzione, dice qualcuno, consapevole che anche le forze dell'ordine possano fare poco. Da tutti i giorni, verso le mezzogiorno, dalle 2:30 alla sera tardi, ci sono tutti i ragazzi, sia quelli drogati che i spacciatori. Si drogano davanti al cinema, davanti ai negozi. L'altro giorno c'era un ragazzo che infilava la siringa sul collo di un'altra. La polizia la chiamiamo, viene, poverina, perché non si può dire assolutamente di no, solo che non possono farci niente. Gli unici che riescono a prenderli è l'esercito. Vedete voi cosa possiamo fare e ogni giorno si aggiungono dei ragazzi nuovi. Quello che spesso si percepisce però è un po' che siamo un pochino lasciati a noi stessi, un pochino abbandonati, perché la polizia, che pure è molto presente, quindi i controlli ci sono, spesso però sono intempestivi e immagino che anche in base alla mole di interventi che vengono richiesti non possano fornire un servizio sempre immediato. E anche perché, come ben si sa, non hanno la possibilità di agire forse come sarebbe opportuno, come sarebbe più efficace. La rabbia è tanta, così come la paura anche di denunciare apertamente la situazione per il timore di qualche ritorsione da parte di questi sbandati, e i cittadini preferiscono mantenere l'anonimato di fronte alle telecamere. Ci hanno detto che se li riprendiamo, li fotografiamo, ci fanno del male. Ma tra paura e rabbia c'è anche la voglia di riprendersi la città, come recitava lo slogan della manifestazione cui mesi fa hanno preso parte migliaia di cittadini. Sono zone che hanno tanto potenziale, io ci credo, io sono originario di un'altra regione, vivo qua e voglio viverci, voglio starci. E anche gli anziani di via Piave, anche le famiglie di via Piave, tantissime famiglie di stranieri vivono questa situazione, non siamo solo noi italiani. È molto complesso, c'è gente che gira per strada con le siringhe come se fosse una sigaretta o un telefonino. Vogliamo più servizi di assistenza, vogliamo aumentare le persone, vogliamo aiutare le persone che si trovano in difficoltà. Dopo le molestie sul treno parla la Polfer del Veneto, sentiamo. Noi abbiamo un traffico di persone che viaggiano a bordo dei treni nella nostra regione, parlo soltanto di Mestre e di Venezia Santa Lucia, sono 80.000 persone al giorno più o meno, sono 700 treni che arrivano e ripartono da Mestre, sono 350 treni che invece arrivano e partono da Venezia Santa Lucia, cioè nel corso dell'anno abbiamo milioni di persone. Proprio alla luce di questi numeri, il dirigente della Polfer del Veneto evidenzia come l'episodio di molestia avvenuto nei giorni scorsi a bordo di un treno regionale a danno di una ragazza, il cui aggressore è stato poi preso in poco tempo anche grazie ai social, sia in realtà un episodio abbastanza isolato. Inquadrando questi fatti in questo contesto più generale ci rendiamo conto che chiaramente è una cosa da attenzionare,
però numericamente ecco, non appare come un vero e proprio allarme. La Polfer vuole rassicurare soprattutto le donne che dopo gli episodi di molestie avvenuti anche in altre città si sentono poco sicure, dando loro dei consigli. E bisogna anche considerare il contesto generale per dire che nelle stazioni dove la polizia ferroviaria è presente, indubbiamente la nostra presenza di fatto previene per la maggior parte dei casi l'accadere di questi fatti delittuosi. C'è tutta un'attività magari che ecco, la donna può cercare di individuare, diciamo, prima che accade e in quel momento mettersi nelle condizioni di essere aiutata, segnalando che sta subendo un disagio, che c'è un'attenzione assolutamente non voluta da parte di una persona e poi specialmente una volta fatto questo, quindi richiamare l'attenzione di qualcuno su di lei, chiamare chiaramente l'intervento delle forze dell'ordine. Paura ieri pomeriggio a San Donà di Piave, dove una donna incinta alla guida della sua auto con dietro il figlio di 5 anni è stata speronata da un'auto pirata che superava in sorpasso altri 2 veicoli fermi dietro di lei. Il conducente è fuggito facendo perdere le proprie tracce. La donna incolume ha denunciato il fatto alla polizia locale indicando solo il colore dell'auto pirata. Gli agenti però sono riusciti a rintracciarlo grazie alle immagini delle telecamere. Raggiunto a casa, l'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo che doveva andare a prendere la figlia a scuola perché stava poco bene. Al vaglio della polizia locale le contestazioni di cui dovrà rispondere. Lo sciopero all'aeroporto Marco Polo è stato risparmiato, rimandato per la situazione d'emergenza in Emilia-Romagna, però la tensione resta alta. Vediamo. Può capitare anche di giornate con addirittura 14 ore di lavoro e senza stacco, proprio perché mancando personale e avendo l'esigenza di coprire i voli, il personale salta da un aereo all'altro senza mai fermarsi e andando anche a scaricare i bagagli. Lavoratori aeroportuali con una paga da fame, con turni massacranti e senza un futuro sereno, denunciano CGIL, CISL, UIL e UGL che, vista l'emergenza in Emilia-Romagna, hanno soltanto rimandato la giornata di sciopero del trasporto aereo del Veneto. Una protesta che rimane in piedi dai pesanti carichi di lavoro sotto il sole e sotto la pioggia per gli addetti al carico-scarico bagagli, a rischio aggressioni per chi lavora al bancone del check-in. Secondo il sindacato circa 2 al mese al Marco Polo di Venezia, ad opera di passeggeri che il boom dei voli low cost ha abbassato di livello e che di fronte ad un problema può avere reazioni scomposte. Qui abbiamo uno stipendio medio di 1.400 euro. Questi sono per il personale che lavora a tempo pieno, invece abbiamo dei stipendi più bassi naturalmente per chi è a tempo parziale. Il benessere che il turismo dovrebbe portare a Venezia, secondo i sindacati, all'aeroporto è solo di passaggio. Qui si lavora tanto e si guadagna poco e chi può cambia occupazione non appena se ne presenta l'occasione, in un contrasto stridente tra l'agiatezza del turista e le ristrettezze di chi col turismo lavora. Essendoci poco personale vengono richiesti spesso mancati riposi e quindi le persone non beneficiano della salute e del lavoro. È vero che molti cercano di andarsene e che siamo sotto organico all'aeroporto? Siamo sotto organico, non si trova gente, il mancato investimento sui lavoratori genera un cronico e grave. Completato l'ultimo tassello del sistema MOSE, sono state portate a termine le porte per la conca di Chioggia che consentirà il passaggio dei pescherecci anche quando il MOSE entrerà in funzione. Un traguardo importante che fa seguito alla conclusione di un'altra opera strategica, la conca di Malamocco. Entrambe consentiranno un traffico commerciale regolare verso i porti di Marghera e Chioggia anche in occasione del sollevamento delle barriere. Le prime 4 porte arriveranno sabato mattina nell'area industriale di Marghera con un trasporto eccezionale da Pordenone, dove sono state realizzate. Le altre 4 saranno a destinazione il prossimo fine settimana. Disavventura invece in laguna per il ministro della cultura brasiliano a Venezia per la Biennale dell'architettura è stata derubata in vaporetto. Una ministra senza portafoglio e purtroppo in questo caso non si tratta semplicemente di un modo di dire
per indicare l'assenza di un proprio budget di spesa da parte di un ministro. La ministra del Brasile, Margareth Menezes, una carriera di cantante alle spalle, ma che il presidente del Brasile Lula ha voluto a capo del Dicastero della Cultura del suo governo, è stata derubata di un portafogli e documenti in vaporetto. Arrivata a Venezia, a Piazzale Roma, per raggiungere i giardini dove doveva inaugurare il padiglione del Brasile alla 18ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia dal Tito Hotel, è stata colpita da un borseggio. Sconsolata, non è rimasto altro che sporgere denuncia contro ignoti. Un fenomeno purtroppo sempre più dilagante è quello dei borseggi a Venezia, come raccontano le parole dell'Associazione Cittadini Non Distratti Franco Dei Rossi, che da decenni è impegnata a contrastare questa situazione. Sinceramente da una parte mi è dispiaciuto, però almeno adesso mette in evidenza il problema borseggi e a Venezia è veramente un disastro. C'è una ecatombe di borseggiatrici e tutti i giorni almeno una cinquantina vengono a Venezia a rubare, sia ragazzi incinta, sia uomini, sia bambine di 12, 14, 15 anni. Numeri sempre più allarmanti che i cittadini segnalano da tempo. Il problema si sta ingrandendo sempre di più. Noi chiediamo aiuto alle autorità competenti e chiediamo anche aiuto anche allo Stato perché cambi la legge, perché con la riforma Cartabia questi ragazzi, questi borseggiatori non possono essere arrestati. Viene raccontato anche un altro caso, oltre a quello oggi salito alla ribalta delle cronache. 2 giorni fa un signore di 97 anni è stato derubato e questo succede spesso, sempre di più le persone anziane vengono derubate. E nel pomeriggio è stata inaugurata la Biennale dell'Architettura alla presenza del Ministro della Cultura San Giuliano. Noi ci colleghiamo in diretta con il nostro Lorenzo Maier che l'ha seguita per noi. Buonasera Lorenzo. Buonasera Anna, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, si è da poco conclusa anche l'inaugurazione del padiglione Venezia del Ministro San Giuliano, che è appunto arrivato in laguna già nel pomeriggio, qui ai giardini della Biennale e all'Arsenale dove si è svolta poco fa l'inaugurazione del padiglione Italia, ha lanciato un appello molto importante. Coltiviamo il futuro, è stato questo un po' il messaggio che ha voluto lanciare ai 13.000 addetti ai lavori che, stando ai dati di oggi, fino ad oggi pomeriggio, hanno visitato questi primi 3 giorni della mostra di architettura della Biennale di Venezia, che ha un titolo molto importante, il Laboratorio del Futuro, che è curata da Leslie Locco. Da domani la mostra sarà aperta al pubblico fino al 26 novembre. Il Ministro ha parlato dal palco insieme al Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che è anche Vicepresidente della Biennale, e all'assessore Francesco Calzavara della Regione Veneto in rappresentanza del governatore Luca Zaia, ma proprio per evitare così domande sul futuro della Biennale, sulle prossime nomine, non ha voluto poi incontrare i giornalisti. Comunque la mostra si è aperta sotto i migliori auspici. Domani la cerimonia di premiazione del Leone d'Oro alla carriera e la mostra tra i giardini e l'Arsenale sarà aperta al pubblico. Se non hai domande dallo studio ti restituisco la linea. Grazie Lorenzo, allora buon lavoro a te per questo viaggio dentro la Biennale dell'Architettura. Grazie Lorenzo, noi ci fermiamo per pochi secondi e poi proseguiremo con il nostro telegiornale. Ben ritrovati, ripartiamo da Venezia con un progetto di collaborazione tra Assemblea Sociale per la Casa e gli artisti tedeschi che ha portato i festeggiamenti della Biennale alla Giudecca, presente anche la ministra tedesca l'edilizia e lo sviluppo urbano. Cosa ne pensa di quello che sta capitando? Bello, ci vorrebbe ogni tanto, perché è mortuorio qua. Invece così si infia d'allegria. Gli organizzatori l'hanno ribattezzata Sagra Minima, ma a Venezia si tratta dell'esempio massimo e per ora rarissimo di come i protagonisti di un grande evento possano dialogare proficuamente col territorio. Ben lontana dal glamour dei ricevimenti in cui si celebra la Biennale d'Architettura, infatti, la ministra dell'Edilizia e Sviluppo Urbano tedesco, Clara Geiwitz, ha scelto di festeggiare qui l'apertura del padiglione del suo paese, alle casette della Giudecca. Questa collaborazione si è concretizzata ancora qualche mese fa
fa con un workshop, un laboratorio di autocostruzione, di costruzione collettiva di diversi elementi per animare il quartiere, ed è un grande esempio anche di come il lavoro dal basso possa effettivamente portare un cambiamento vero e un cambiamento significativo per la residenzialità e per la socialità a Venezia. Il messaggio sociale è fortissimo, suggellato dall'occupazione di uno dei tanti appartamenti pubblici sfitti del quartiere, dove ora abiterà una famiglia di residenti. Non sono scelte a cuor leggero sicuramente, purtroppo però se l'alternativa è la scelta alternativa è quella di andare via dalla città, c'è anche chi punta i piedi e dice no, non lo voglio fare, e rivitalizzare il patrimonio pubblico crediamo che sia una priorità. Per certi versi, quello che si è formato alla Giudecca appare un microcosmo lontanissimo dal resto della città. In realtà è quanto di più simile possa esserci alla vivacità sociale e artistica che si è sempre respirata a Venezia prima dello spopolamento. Viviamo in una città che vuole espellere sia i futuri cittadini, i futuri potenziali cittadini, che siamo noi giovani, e dall'altra parte vuole espellere anche i residenti. Questa città ha bisogno di cambiare e stravolgere il modello di residenzialità, sia per quanto riguarda gli studenti, quindi una residenzialità universitaria e giovane da un lato, dall'altra parte anche per i residenti. Ora ascoltiamo Filippo Antonelli, uno degli artefici principali della rinascita del Venezia Football Club in corsa per i play-off. La partita con il Südtirol in casa, perché eravamo all'inizio del mercato ed ero curioso di vedere alla ripresa dopo la sosta come si sarebbe ripresentata la squadra, e vedere una squadra demotivata contro il Südtirol non mi piacque per niente, e da lì ho deciso di cambiare. Il direttore sportivo del Venezia Football Club, Filippo Antonelli, individua il momento di svolta della stagione arancione-verde, ospite del club arancione-verde dell'Isola di Venezia. Intanto sono riuscito perché attorno a me ho un allenatore molto preparato e devo dire anche una società piena di ragazzi giovani e di gente che mi ha trasmesso una grandissima appartenenza a questi colori. Cambiare in quel momento era rischioso, ma se eravamo tutti convinti di fare questa cosa poteva portare dei risultati. Questa sera, con inizio alle 20:30, ultima partita del campionato a Parma, con il sogno di raggiungere la zona playoff. Ci aspetta una gara da dentro fuori, quindi sarà sicuramente una gara emozionante per tutto l'ambiente, che stiamo cercando di preparare al meglio. E pochi mesi fa, o se non poche settimane fa, era impensabile arrivare a Parma in questa situazione. Adesso ci proviamo e se dovesse andare bene penseremo alla prossima. Se dovesse andare male abbiamo messo qualche mattone, qualche fondamenta per questa squadra e per questa città. Questo era il nostro ultimo servizio, ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, dopo di noi TG Treviso. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Una perturbazione influenza il tempo sul nostro territorio, che nella giornata di sabato 20 maggio sarà a tratti instabile. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto qualche schiarita al mattino, poi cielo più nuvoloso con qualche pioggia sui monti ma fin verso le pianure. Fenomeni meno probabili tuttavia sulle zone costiere e più interne della nostra regione. Venti tesi dai quadranti nord-orientali. Temperature in continuo aumento, minime tra 12 e 16 gradi, massime tra 21 e 25 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo possibili schiarite temporanee. Nel pomeriggio rovesci sparsi, più probabili in montagna, ma possibili appunto anche sul resto della regione. Soffierà bora moderata in pianura e sulla costa. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime sui 24-25 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove permarranno condizioni di variabilità con molte nubi e locali rovesci, soprattutto nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 20-22 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.